Il sipario si alza su due cadaveri impiccati, quindi una serie di retroproiezioni trasportano lo spettatore in un luogo che inequivocabilmente, soprattutto al pubblico triestino, non può non rimandare alla guerra dei Balcani. Agiranno qui i protagonisti di una delle produzioni più attese dello stabile regionale, il Romeo e Giulietta di William Shakespeare, che sarà in scena al Verdi da sabato 9 in alternanza con l'opera di Gounod, un progetto a dir poco intrigante. Diretto da Paolo Valerio, in cabina di regia anche per la lirica, lo spettacolo, oggi vi è stata la prova in costume e filata, racconta la vicenda immortale e infinita immaginata dal bardo con un piglio che si annuncia non tanto giovanilistico ma il più contemporaneo possibile, puntando su una scenografia particolarmente coinvolgente firmata Francesca Tunno, che molto duplica, e nella scena del ballo su melodie facilmente riconducibili a territori a noi viciniori. Giovani sono gli attori come è giusto che sia e chissà che la scelta non sia stata in qualche modo rafforzata anche dagli incontri che il direttore dello stabile ha avuto nei mesi scorsi con gli studenti delle superiori, che non possono non aver incontrato la sensibilità di una persona come Paolo Valerio. Ad un primo sguardo i ragazzi, tutti professionisti intendiamoci, sembrano molto liberi di muoversi e gesticolare. Sarà bello per gli spettatori conoscere dunque il Romeo di Giacomo Albaitz Cohen, la Giulietta di Francesca Truci e il Mercuzio di Pietro Sparvoli, laddove la nutrice di Fulvio Falzarano già si fa ricordare.